Oggi si parla di riabilitazione psicosociale per il benessere mentale della comunità, una 3 giorni intensa che vede la partecipazione qualificata di operatori del settore. Ecco qual è lo stato di fatto della riabilitazione psicosociale nella nostra città e nella nostra provincia. L'obiettivo della SIRP, Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale Sezione Sicilia, è quella già da qualche anno di puntare sulle periferie, quindi Agrigento in particolare come luogo nel quale diffondere maggiormente un modo moderno di fare riabilitazione psichiatrica e psicosociale, orientata al recovery, cioè alla ripresa dalla disabilità psichiatrica. Star meglio, avere dei processi di guarigione, di miglioramento è una cosa assolutamente possibile, ben documentata da studi scientifici già da molti anni, e il nostro compito è quello di diffondere questo tipo di nozione e quello di uniformare anche le modalità più moderne e più basate sull'evidenza scientifica di metodiche e tecniche di riabilitazione in grado di aiutare pazienti affetti da schizofrenia, gravi disturbi di personalità, gravi disturbi bipolari, persone cioè che soffrono di disabilità psichiche, a riprendere in mano la propria vita e piano piano ripartire verso una migliore qualità della vita, un maggiore funzionamento con un ruolo sociale valido, con successo e soddisfazione. Ecco, si parlerà anche di servizi della salute mentale in Sicilia post pandemia tra difficoltà e opportunità. Domani è invece la giornata dedicata proprio un po' a tutti gli stakeholder, a tutti i portatori di interesse del settore, gli operatori della salute mentale, i familiari, gli amministratori, gli utenti, che si incontreranno tutti sotto un po' il mantello del dottor Raffaele Barone, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Agrigento, che ha fatto questo lavoro un po' gruppale di riunione a livello di tutta la Sicilia, in realtà appunto di tutti i vari stakeholder, per parlare di budget di salute, per parlare di consulte, di partecipazione, di formazione di adolescenti.